Come preannunciato, eccoci nel nostro consueto spazio supportati dallo SPI-CGIL del Veneto per parlare, come vi dicevo, di qualcosa di molto interessante. Abbiamo visto nelle scorsi puntate, scorsi appuntamenti, la valenza che ha l'abbonamento alla rivista Liberetà con Rosanna Bettella della segreteria regionale dello SPI-CGIL, nonché coordinamento donne. Ben ritornata qui con noi. Buongiorno. Parleremo anche, oltre che ricordare l'abbonamento, che può essere una bella idea regalo, un regaletto, diciamo così, perché tanto sono solo 12 euro, però un regalo piacevole, interessante, stimolante, che si fa ricordare, l'abbonamento alla Liberetà, che dura un anno, 12 numeri, 1 euro ciascuno, arriva al mese per un abbonamento postale ed è molto simpatico. Ma quest'oggi passiamo, quindi dopo aver visto, vediamo la slide, Liberetà, nelle scorse puntate, le potete rivedere in replica sul web, passiamo a Senior Coach. Perché? Come mai? Che cos'è Senior Coach? Adesso vedremo anche le slide di supporto. Rosanna Bettella. Sì. Senior Coach è un libretto che è uscito da poco, perché Liberetà è anche casa editrice, quindi edita, pubblica così periodicamente dei libretti che possono sempre servire a essere un punto di riferimento per le tante anziane e i tanti anziani. Ma non solo per gli anziani, secondo me. No, perché infatti, anche questo libro che presentiamo oggi, istruzioni per diventare anziani. Quello che presentiamo oggi è proprio legato all'invecchiamento attivo, diciamo che sappiamo essere, come dire, l'invecchiamento attivo si comincia da quando si nasce, no? Ed è tutto un pensare che passa il tempo e che quindi dobbiamo pensare a noi stessi e pensare anche alle relazioni che abbiamo con il territorio, con la comunità in cui viviamo, con le persone della nostra famiglia, ma anche della comunità, dei nostri vicini. Esatto, questo è bello. Quindi questo è invecchiare, no? Invecchiare in maniera attiva, invecchiare bene. E questo libretto Senior Coach, praticamente c'è un allenatore che è raffigurato perché sono bellissime anche le illustrazioni, da un uccello, no? Che accompagna le persone attraverso vari temi. E sono temi fondamentali proprio per invecchiare bene, per stare bene con se stessi e con gli altri. Ecco, mi piace che proprio nella slide precedente ci sono alcuni punti che sono anche belli da analizzare, che dice la vecchiaia, cioè che poi è il passare del certo. tempo, non è solo una condizione biologica, vabbè, ma essere anziani è un valore aggiunto, perché gli anziani sono memoria ma anche futuro, ed è questo molto importante. Quindi il fatto che gli anziani mantengano l'abitudine o l'acquisiscano, come si diventa anziani, di raccontare le cose, certo, che si sta perdendo, e sono risorse per le famiglie, per la comunità, per la società, che si dà per scontato, ma non è assolutamente così. Lo sciopero dei nonni, no? Sì, no, si dà per scontato che gli anziani siano un peso. Infatti. O sono voti a perdere, insomma, no? Che non rendono. Quando si è in crisi, quando attraversiamo un periodo di difficoltà economica, sociale, si tende a contrapporre anziani a giovani. Per esempio, questo è il classico, quando invece sappiamo che ogni età della vita ha le sue ricchezze e ogni età della vita tiene insieme le altre. E quindi anche gli anziani sono fondamentali in una società. Ma è fondamentale, questo è importante che voi lo ribadiate, perché spesso quando se ne parla sembra parlare a vuoto, e gli stessi giovani, figli o nipoti, non ci danno tanto peso, ed è una cosa che è stata stigmatizzata proprio anche nella slide. Invecchiamento attivo vuol dire star bene, che dipende molto da noi, da cosa e come mangiamo, da come e quanto ci muoviamo, da come e quanto utilizziamo la nostra memoria, da come ci poniamo di fronte alla vita e di fronte agli altri. Questo è sacrosanto. Sì, perché infatti sarebbe da fare un quadretto. Esatto, un quadretto, proprio l'ultimo capitoletto. Sì, da fare un quadretto e mettercelo. Perché allora ci sono dei punti. Casa. Dipende dalla propria volontà, quanto una persona vuole sentirsi attiva. Sì. E ci sono anziani invece che si nascondono dietro l'età e si deprimono. E si piangono addosso. Si piangono addosso e fanno le vittime, no? E invece, come ripeto, come abbiamo detto, la vecchiaia è veramente un valore aggiunto per la nostra società, e l'hanno ben descritta i tre autori di questo libretto, che sono, guarda caso, un ingegnere edile ed architetto, un medico dirigente di un servizi sociosanitari e
un manager di progettazione, soprattutto per quanto riguarda proprio i servizi per l'invecchiamento attivo e per le persone anziane. Loro fanno parte di un'associazione, di un gruppo diciamo interdisciplinare che si chiama Abitare Sociale e che promuove proprio l'invecchiamento attivo in casa e però soprattutto attraverso la solidarietà fra le generazioni, perché ripeto, ogni età si lega alle altre, a quella che viene prima e a quella che viene dopo, e quella fra anziani e giovani è, ripeto, fondamentale, ma è fondamentale sia da un punto di vista affettivo, no? I nonni verso i nipoti, ma anche dal punto di vista sociale, sì, infatti. Di tenuta economica. Gli anziani sono una ricchezza. Pensiamo soltanto... Brava, ma è una ricchezza anche per se stessi, perché tante volte tutto nasce, ed è stato sottolineato bene in diversi paragrafi, da se stessi, e lo dice qua nella premessa, invecchiare è un regalo. Purtroppo l'abbiamo visto, poi quando ci sono state le pandemie, quanti giovani, 50 anni, 60 anni, sono giovani ormai rispetto alle prospettive di vita, non arrivano sani alla vecchiaia, non ci arrivano proprio. Quanti giovani purtroppo non arrivano all'età neanche della maturità. Quindi essere anziani, avere i famosi 80 anni, caspita, chapeau, complimenti, ma è un regalo, è una cosa importante, è un regalo prezioso. Sì, è un regalo, ma probabilmente anche frutto di tutta una vita, no? Spesa in maniera magari... Ecco, le generazioni di adesso, degli 80-90 anni, hanno anche passato delle grosse tribolazioni, no? Vengono fuori da una guerra, però forse anche quelle difficoltà, quelle grosse, quegli anni drammatici li hanno anche irrobustiti in qualche modo, no? Hanno creato loro gli anticorpi per affrontare meglio la vita. Ma soprattutto sono persone che hanno guardato con fiducia al futuro. Erano anni, quelli del dopoguerra, proprio molto ricchi di speranza, no? di fiducia in tutto quello che si poteva costruire. Il paese è stato ricostruito, si è sviluppato economicamente. Pensiamo anche soltanto alla nostra regione. Nel dopoguerra da qua si emigrava, c'era la povertà più nera. E invece adesso siamo la locomotiva, no, del paese, il nord-est, per cui quanto si sono impegnati, quanto hanno lavorato, ma non con rancore o con tristezza, ma con fiducia. Per riscattare se stessi, no? Rispetto al passato, a quello che avevano vissuto durante la guerra, e per offrire un futuro ai propri figli e ai propri nipoti. Quindi pensa che legame forte, no? Intergenerazionale si è creato tra i nonni di adesso e le nuove generazioni, le giovani generazioni, ma anche io penso ai miei genitori. Io solo mia mamma, ma che ha quasi 90 anni, io le sarò sempre grata, no? Rispetto a quanto ha lavorato. Il ricordo che avevo di quando ero piccola, anche solo la vita domestica, la cura domestica, no? Quanta fatica si faceva per le donne, e poi il lavoro nelle fabbriche, quanta fatica era per gli uomini. Certo. Eppure siamo arrivati ad avere un benessere diffuso, no? Importante in questo quadrato del paese, davvero molto importante, ecco. Ed è merito loro. Certo, qui si parla anche di ricette per, non dicono appunto l'eterna giovinezza, ma è rallentare il decadimento funzionale e cognitivo. In realtà si può fare, certo, si può fare, è frutto di un lavoro certosino, capillare, fatto giorno dopo giorno, nel non dire mai sono vecchio, sono arrivato alla fine, ma costruire un programma di vita. Ecco qua, consigli. Costruire un programma di vita attraverso appunto vari temi che si declinano in tanti aspetti. E allora vediamo che il benessere, no? Quello che intendiamo per benessere generalizzato per sé e per gli altri, significa cibo, quindi mangiare bene, no? Bene, un'alimentazione sana. Abbiamo la dieta mediterranea nel nostro paese che
se tutti quanti si attenessero a questa, servirebbe, insomma, avremo meno malattie tipo diabete, tipo malattie cardiovascolari, obesità e quant'altro. Il camminare, quindi anche qua ci sono quelli che si chiudono in casa e non si muovono più, sono anziano, ho male le articolazioni, eccetera. Invece camminare, muoversi, andare a fare la spesa, andare a prendersi il giornale, fare una passeggiata con il familiare o col vicino di casa, ecco, anche magari solo per un quarto d'ora, mezz'ora, però avere questo impegno è importante. No, ma poi è bello che io mi insinuo sempre, perché sto sfogliando il libro, quindi, che dove si parla di cibo, quindi mangiare bene, fare una buona colazione, che tanti anziani, vabbè, non ho fame, non mangio perché non sentono la fame e la sete, poi sono problemi, e anche con il cibo reinventarsi, seguire dei corsi, fare dei corsi, farsi aiutare dal nipote per magari fare dei corsi. Ci sono corsi tenuti da anziani di cucine anche etniche, straniere, che ormai si è interconnessi col mondo, e quindi l'anziano moderno, tra virgolette, può essere stimolato proprio anche nel portare le ricette a conoscenza, le ricette della propria tradizione, dei propri figli, nipoti e quant'altro. Quindi col cibo si può anche, tra virgolette, passare il tempo e giocare, no? Programmarsi. Sì, ma anche, siccome adesso si parla della digitalizzazione, no? Anche delle persone anziane, e sempre più anziani si stanno approcciando al PC, no? Riescono veramente a muoversi a internet. Proviamo a pensare soltanto: che cosa faccio per cena? In frigo questi ingredienti, se digito, no, su Google quei 3 ingredienti che ho importanti, mi vengono fuori una marea di ricette, è vero. E magari che in poco tempo riesco a fare un piatto davvero sforzandosi, perché è vero, la risposta di chi ci sta guardando dall'altra parte, se ci segue, dice: sì, ma mi no govoia, sono stanco, perché c'è la pigrizia, molti anziani sono pigri, e invece bisogna metterselo come imperativo, un diktat, bisogna farlo. Come l'altra cosa, camminare, esci domande, qui è bello che fanno le domande, esci di casa tutti i giorni? Rosanna Bettella esce di casa tutti i giorni? Sì, io sì. Che è brava. Quali sono le motivazioni per uscire? Infatti qua dicono: devi darti una motivazione. Certo. Quanti esercizi fai del giorno? E farsi quindi un diario, no? Sì. E questo serve anche per la memoria, no? Farsi che è un altro capitolo. Un diario, perché poi sono tutte attività collegate fra di loro. Ma poi anche c'è un termine dentro a questo tema del benessere, no? La felicità. Quindi felicità che pensiamo sia no, io cosa ho da essere felice, no? Invece è fare cose che avevi sempre voluto fare, per esempio in passato. Queste sono piccole felicità che sarebbe bene coltivare, oppure coltivando nuove passioni. Ci sono anziani che quando sono andati in pensione, non erano più attivi nel lavoro, hanno riscoperto che potevano prendere in mano delle matite colorate, no? O dei pennelli e disegnare, e magari avevano disegnato solo da piccoli e poi non l'avevano mai più coltivato. Io ne ho conosciuti di esercizi anche della mano, tipo. di muovere la mano, perché dopo si perde anche questa mobilità, già la perdiamo noi con la tastiera. Ma anche perché durante l'arco della vita, no, quando si lavora, quante volte ci diciamo: ah no, questa cosa adesso non ho tempo, la farò quando andrò in pensione, no? Poi quando ero in pensione cosa faccio? Abbiamo 1000 attività messe da conto per quando andremo in pensione, e però allora ripeschiamole dal cassetto della nostra memoria e proviamo a metterle in pratica. Questa è felicità. Infatti questo è bello, infatti, bellissimo. Bellezza, c'è anche la bellezza, quindi un capitolo dedicato, sono tanti capitoli. Anche la bellezza è guardarsi attorno, no? E anche pensare che si è belli anche noi fisicamente. C'è tutto il tema, per esempio adesso, della moda. Non so se l'avete capito o l'avete visto in televisione, spesso nella pubblicità adesso ci sono personaggi anziani. Certo, perché sono dei big spender. Una volta non la pensione era possono bandita, comprare. No? La vecchiaia proprio non c'era. Penso, non so, a Jean Fonda, che adesso fa la pubblicità per una nota casa di creme di bellezza, e certamente mostra il suo viso pieno di rughe, non è che mostra una faccia trattata chirurgicamente, ed è una faccia bellissima, è una donna che
certo, sta bene dentro di sé, perché poi dice che la bellezza è, esatto, e accetta se stessa. Quell'altra cosa è star bene con se stessi ed è una nuova fase della vita, quindi questa è un'altra importante, che sono insegnamenti molto importanti. Poi c'è un'altra idea, il design, quindi diventare creativi, giustamente quelle cose che si erano accantonate dalla passione per la pittura, anche la progettazione, poter progettare, è bellissimo una cosa. Infatti poi sul design c'è anche proprio tutto un filone economico che sta lavorando proprio sul design dedicato agli anziani, no? Tipo mobili, domotica, servizi, riprogettare la propria casa, mobili, la casa, no? E quindi un design legato alla terza età, quarta età. Assolutamente sì, ma anche chi ha la possibilità a rinnovare un po' gli ambienti domestici per dare nuova freschezza. Sì, quello sappiamo che accumuliamo nelle nostre case, no? Tantissime cose che ci fanno ricordare il passato, come dire, un legame costante col passato, quindi cambiare proprio, però anche solo cambiare o comprarsi una sedia nuova, una poltroncina nuova, no? Un tavolino da mettere in un angolo, un quadro. Qualcosa che dia un nuovo ricordo, no? Che è legato a un altro momento. Le emozioni, anche qui c'è il capitolo emozioni ed è molto importante, perché sapersi nuovamente emozionare, non per tutti è così automatico e scontato, però può mantenere giovani, perché l'emozione è positiva e negativa. Sì, perché è lo specchio di noi stessi, no? Di quello che siamo davvero dentro di noi. E tanti per anni e anni tengono tutto dentro. Infatti. Questo fa male veramente alla salute. Invece fa scorrere le lacrime. Noi lo diciamo, io che sono una donna lo dico agli uomini, no? Lasciate scorrere le lacrime ogni tanto, servono. Anche far battere il cuore, reinnamorarsi, creare delle nuove relazioni, certo. È possibilissimo. Questo lo sappiamo che ormai nella terza, quarta età ci sono innamoramenti. Nelle case di riposo per anziani abbiamo parlato noi con delle persone che lavorano nel settore, dicono assolutamente, a volte osteggiati dagli stessi figli, ma ci sono nuove coppie di over 80 che si vengono a formare ed è molto bello questo. Ed è bellissimo. E anche qua si è creata tutta una filmografia, no? Film che sono usciti proprio su questa tematica, e anche qua fino a 10-15 anni fa era impensabile. E anche questo è molto bello, perché sono anche la condivisione di nuovi step della vita e ricordi che possono essere raccontati a una persona con cui si crea un nuovo legame, che è anche altrettanto bello e sinonimo di nuova giovinezza in qualche modo. Coabitare è un altro capitolo interessante, relativo, perché dopo ci sono tutti i capitoli della casa, la progettazione, rinnovare l'arredamento, ma anche la coabitazione può essere un'idea con un amico, un'amica, farsi compagnia. Non è facile, questo non è un tema facile, infatti ci si interroga su questo, no? Hai mai pensato di condividere la casa con altre persone? Ecco, io credo che questo pensiero attraversi soprattutto le persone sole, che si ritrovano, magari non si sono sposate, e quindi finché erano giovani vivere da soli era anche una bella cosa, anche positivo, non c'erano problemi eccetera. Man mano che avanza l'età si può anche avere paura, no? di questa solitudine che veramente stringe il cuore. E allora provare solo a immaginare o a pensare, puoi condividere il tuo spazio abitativo con qualcun altro, per esempio con un giovane, una giovane studentessa, uno studente, che in cambio della stanza che metti a disposizione magari ti può, se tu hai problemi fisici, ti può andare a fare la spesa, no? Oppure se hai problemi perché non ci vedi bene ti legge qualcosa, o comunque soltanto per dialogare insieme un'oretta al giorno. Trovare delle soluzioni, perché tanti anziani vivono in case molto molto grandi, per condividere degli spazi o con coetaneo o coetanea a livello di amicizia eccetera, oppure con una persona più giovane che magari ne ha bisogno. Corriamo veloci perché il tempo vola, ma ci sono tantissimi
tantissime tematiche, perché l'altra cosa che è importante è dedicarsi al sociale, quindi far volontariato o continuare un'attività lavorativa, perché potrebbe essere il classico artigiano che può ancora fare qualcosa, non è detto che uno va in pensione che deve ritirarsi a vita privata, e poi la partecipazione vuol dire anche, perché no, far del bene agli altri. Sì, far del bene agli altri, iscriversi a un'associazione di volontariato. Ci sono anziani che portano, non so, a fare le visite altri anziani che non hanno mezzi propri, che hanno difficoltà di deambulazione, no? Insomma, ci sono anziani, insegnanti in pensione che fanno un doposcuola per ragazzi giovani. Ci sono, con la storia del Covid, abbiamo visto medici che sono andati in pensione e che continuano la loro attività in maniera assolutamente gratuita, no? Dentro agli ospedali o dove ce n'è bisogno. Poi l'altra cosa, è bellissimo questa cosa, quindi da valutare attentamente, perché chi ha un certo tipo di professione, ma per qualsiasi professione. Poi il discorso di muoversi, viaggiare, quindi le strategie per viaggiare, come vivere una città che non sempre è a misura di anziano, e quindi interagire con le istituzioni, con l'amministrazione, col sindaco, farsi vivi, c'è più tempo di mettersi anche in coda, andarsi a dire noi vorremmo questo, quest'altro, quindi essere cittadini attivi, partecipi. Sì, e quindi guardare il tuo ambiente, il tuo quartiere, dove vivi, no? Cos'è che manca, che servizi mancano, posso dar voce ai bisogni di chi ci abita in quel quartiere, quindi non so, partecipare, far parte di un partito, ma soprattutto io parlo dal punto di vista sindacale, iscriversi a un sindacato e portare quindi le proprie idee dentro, no? Tante cose e le proprie proposte. Insomma, queste sono state, grazie a Rosanna Bettella, alcuni suggerimenti che ci sono in questo libricino, che in realtà è bello corposo, 124 pagine scritte belle grandi, comunque avete visto, sono con delle belle illustrazioni, non costa niente, costa 6 euro. 6 euro. 6 euro. E quindi abbonamento a Libertà, ecco qui, e non solo, poi perché no, iscriversi e comprarsi il senior coach, ecco, può essere un'idea per un regalino, un pensierino per il Natale che magari i figli o nipoti possono fare al genitore, genitrice, oppure al nonno e nonna. Basta collegarsi al sito di Libertà e ecco come abbonarsi, tutto. Quindi col bollettino abbonamento postale, o comunque se no chiamare lo SPCGL in tutte le sedi per un'idea, un suggerimento. Tiene molta compagnia, veramente ci sono tantissimi suggerimenti utili, ne abbiamo accennato sommariamente, ma poi ci sono proprio strategie, modalità, siti, insomma come fare, come diventare anche moderni, domotici e collegati, interconnessi col mondo. Grazie Rosanna Bettella, grazie a voi, vi lasciamo alla pubblicità, noi torniamo poi in studio con le nostre interviste tra poco.